Ad accorgersi dell'auto finita rovesciata nel fossato sono stati questa mattina, poco dopo le 9, alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi e ben presto si è avuta conferma della tragedia. Nella vettura c'era il corpo senza vita di Gaspare Gasparini, 33 anni, residente a Spinea, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. L'uomo era alla guida del mezzo, finito fuori strada in via Frassinelli ad Asseggiano, vicino al confine con Martellago, dove la strada diventa via Dosa. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco arrivati da Mestre, da Vicenza con il nucleo sommozzatori e di volontari di Mirano. L'auto, capovolta nel canale di Scolo d'Osa, è stata recuperata con l'autogru. Nulla da fare purtroppo per il giovane. Il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nessuno ha assistito alla fuoriuscita dell'auto ed in un primo momento si temeva che potessero essere rimaste coinvolte anche altre persone, magari trascinate fuori dalla corrente. Per questo i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore a scandagliare il canale per escludere il coinvolgimento di altri. Sul posto, per indagare sulle cause dell'incidente, la polizia locale. Profondo il cordoglio per la tragedia, l'amministrazione comunale di Spinea si stringe alla famiglia di Gaspare Gasparini. La data dei funerali non è ancora stata fissata.